Un altro agente in ospedale ferito dai migranti. È il terzo caso in pochi giorni a Villa Sicania di Siculiana. Episodi gravi con la tensione alle stelle e un paese in apprensione per il nuovo caso di violenza seguito al tentativo di fuga dalla struttura. I migranti, non tutti semplicemente dei poveri cristi, usano la violenza contro le forze dell'ordine perché sanno di poterlo fare, perché il rischio è minimo. Finora, a parte il sindaco di Siculiana e la popolazione, nessuno ha alzato la voce per condannare gli episodi destinati a ripetersi senza una risposta del governo che continua ad essere assente dalle parti dell'Agrigentino. E allora il ministro dell'Interno decida come rispondere prima che a Siculiana ci scappi il morto, anche perché la misura sembra ormai colma, con l'ordine pubblico che non si riesce più a garantire se non a parole. Intanto poliziotti e carabinieri devono essere messi in condizione di difendersi per poter difendere i cittadini. La gente ha giustamente paura per i continui sbarchi che si traducono poi nei fatti che vorremmo mai più raccontare.